Come avevamo appunto anticipato in Commissione, abbiamo fatto un ragionamento rispetto alla prevenzione della salute in questa regione e quindi ci sembra doveroso e giusto prevedere che per tutti i residenti di questa regione sia obbligatorio la conoscenza, e che intendono recarsi a funghi, sia obbligatoria la conoscenza delle norme minimali per preservare la salute propria e anche dei loro amici a quali regaleranno i funghi che hanno raccolto. Quindi in prima battuta abbiamo presentato un emendamento, il 4.5, dove si dice nel comma in cui si esentano i turisti dall'aver frequentato il corso e avere una prova d'esame e gli si permette di fare un permesso giornaliero. Abbiamo appunto inserito il fatto che per turisti si intendono i non residenti in Friuli Venezia Giulia. Il turismo interno comporta comunque essere in possesso dei requisiti stabiliti per i permessi annuali o comunque plurigiornalieri. Sentendo anche gli uffici, ci è stato suggerito di riscrivere in modo che risulti più chiaro e quindi abbiamo presentato l'emendamento, il sub 4.4.1, dove tra l'altro c'è anche un errore di formulazione, nel senso che abbiamo scritto 2 volte residenti in e prego di prendere nota di barrare la seconda dicitura residenti in, e quindi con questa riformulazione rimane il concetto che è consentito acquistare un permesso di raccolta funghi giornaliero anche senza l'autorizzazione per i non residenti in Friuli Venezia Giulia.